L'ultimo in ordine di tempo è quello di Lavinio Reginato, 58 anni, travolto dalla benna staccatasi dal braccio dell'escavatore che stava guidando, nel cantiere della scuola media di Crespano del Grappa, nel Trevigiano. La procura di Treviso ora ha aperto un'inchiesta. Non è purtroppo un caso isolato, perché in Italia gli infortuni mortali sul lavoro continuano al ritmo di 20 alla settimana, con un triste primato per il Veneto, dopo l'Emilia-Romagna, seconda regione per numero di morti bianche, 53 da gennaio ad agosto. L'unico dato positivo, dicono dall'Osservatorio sulla sicurezza di Vega Engineering a Mestre, è che rispetto al 2015 i casi sono diminuiti di quasi il 13%. Questo non vuol dire che dobbiamo calare l'attenzione, anzi dobbiamo aumentarla visto le tragedie che succedono tutti i giorni. A parte l'agricoltura, che i dati INAIL non comprendono e quindi è difficile da inquadrare, i settori a rischio sono sempre gli stessi. In cima c'è l'edilizia, che in Italia quest'anno ha già visto 64 vittime. Tra le più colpite proprio la fascia d'età che va dai 55 ai 64 anni, quella del signor Reginato. I riflettori, dicono dal Vega, vanno tenuti accesi anche sul sistema di appalti e subappalti. Quando si abbassano i costi per guadagnare si risparmia troppo spesso in sicurezza. La legge prevede una catena di responsabilità precise e ciascuno deve fare la propria parte.